Eccoci qua con Vanni Moscon, una sconfitta di misura, aperta fino alla fine. Non so se lei ha contato quante palle gol avete sbagliato, perché insomma almeno in 2 occasioni davanti alla porta l'avete buttata alta, insomma. Però anche il Portogruaro insomma, poteva farvi più male dell'1-0. Allora, diciamo che noi abbiamo giocato a calcio e abbiamo sbagliato. Loro hanno trovato un giocatore che gli ha fatto gol, che ha inventato un gol, e grazie a Della Bianca che hanno vinto. Se non c'era Della Bianca sicuramente la partita non veniva sbloccata, anche perché se guardiamo quante azioni abbiamo creato noi, quante azioni hanno creato loro, penso che noi abbiamo il doppio delle occasioni da gol del Portogruaro. E a livello di gioco penso che se uno dice che noi non meritavamo a livello di gioco e di, diciamo, occasioni create, vuol dire che io il calcio lo vedo in un'altra maniera. Noi abbiamo giocato, noi abbiamo creato, e loro su una palla inattiva da calcio d'angolo, sta palla alta, il nostro difensore si è staccato, è stato bravissimo Della Bianca, fa gol, ma io non mi ricordo che abbiano creato, solamente quella gran parata del nostro portiere il primo tempo, che ha fatto una gran parata sulla punizione mi sembra di Cervesato, ma poi occasioni da gol da parte del Portogruaro, se non in 2 occasioni in contropiede quando noi eravamo tutti sbilanciati in avanti. Il calcio l'ha fatto il Conegliano. Il Portogruaro è stato cinico quando gli è capitata l'occasione. Sì, io ho sentito dire anche che voi non eravate completi come squadra, avevate problemi di formazione e di età, è vero? Sì, noi abbiamo giocato, se avete visto, un 2001, un 2002 poi, ma un 2000, ma non è quello. Chi gioca di solito fa sempre il suo compito. Dopo è normale se ci manca una pedina importante come Jesse, il nostro centrale difensivo 2000, dobbiamo scombussolare tutto in avanti, non dobbiamo far giocare la punta di un certo livello come Canale, dobbiamo giocare con i ragazzini del 2001 e abbiamo poca forza, abbiamo poca gamba, e a quel punto là possiamo andare in difficoltà. Io non è che non posso dare la colpa ai miei giocatori della partita, perché mi sembra che la gara abbia disputato solo ed esclusivamente il Conegliano. Sì, come paradosso è che giocate meglio in trasferta che in casa, anche questo ho sentito dire, conferma? Diciamo che in casa l'ultima partita abbiamo giocato male, ci mancavano 7-8 giocatori e abbiamo giocato male. L'altra invece col Prodeco, che secondo me è la squadra più forte che ho visto, abbiamo preso gol subito, poi abbiamo sbagliato un paio, potevamo fare un pareggio, e su una disattenzione nostra abbiamo preso il secondo gol, ma non è che ci abbiamo surclassato e messi là. Noi fino adesso non ci ha surclassato nessuno, ci siamo fatti del male da soli, perché quando uno non è che abbia le occasioni e tira in porta e il portiere para, perché mi sembra che Fovero abbia fatto 0 parate con 6 occasioni di tiro a gol, perché se andiamo a vedere le occasioni create da situazioni di gioco le ha create solo ed esclusivamente il Conegliano. Io non sto discutendo la prestazione del Portogruaro, io sto discutendo la gara, che chi ha giocato al calcio siamo stati noi. Sì, allora in conclusione, lei è una vecchia conoscenza del Portogruaro, nel senso che l'ha incontrato tante volte, e perciò è in grado di dare anche un giudizio tra le varie annate, diciamo così. Sì. Mi sembra di aver capito, insomma, non le ha fatto una grande impressione il Portogruaro di oggi? No, io ho detto che non è che non ne abbia fatto una grande impressione. Il Portogruaro è una gran squadra, è un discorso diverso, però la gran squadra, io ho visto il Portogruaro, ho visto la Prodeco ha fatto, diciamo, scontro di noi in 4 occasioni da gol, creando gioco. Il Portogruaro l'ho visto poco giocare, però sicuramente sono convinto che il Portogruaro andrà molto avanti, non è che non mi abbia colpito, ho detto che il Portogruaro non mi ha convinto, nel senso che ci ha lasciato tanto giocare e loro hanno creato poco su azione, quello volevo dire. Ultimissima battuta, che Conegliano si devono aspettare i tifosi da qua in avanti? Qual è il traguardo e prospettive? Il Conegliano ha fatto la squadra per salvarsi, spero tantissimi giovani, però diciamo che è nelle aspettative. Il Conegliano è una squadra che deve cercare di arrivare
poco sopra la zona salvezza. Sicuramente con un po', io non parlo mai di fortuna, ma parlo di, diciamo, un po' più di cattiveria davanti alla porta. Se prendiamo un po' di più la porta, a questo punto avevamo 3-4 punti in più. Purtroppo, dico, abbiamo perso oggi. Bravo il Portogallo, è stato più bravo perché ha creato poche occasioni ma le ha sfruttate. Alla fine vince sempre chi fa gol. Noi non abbiamo fatto gol. Grazie mister.